Continua senza sosta la lotta alla pedopornografia online da parte della Polizia Postale del Veneto. L'ultima operazione, denominata Ublik, ha portato alla denuncia di 11 persone residenti in 8 province di 7 regioni d'Italia, 2 denunciati nel Veneto, un 50enne promotore finanziario della provincia di Venezia e un 45enne imprenditore della provincia di Vicenza. L'indagine è partita da una segnalazione arrivata dalla Germania. Il primo spunto è venuto dai colleghi della Polizia Criminale della Bassa Sassonia, che ci hanno dato degli IP address che in qualche modo potevano essere riferiti a elementi nazionali. Da questi indirizzi IP, che sono veri e propri indirizzi civici dei computer, la Polizia Postale è riuscita a risalire agli 11 denunciati. Oltre ai 2 veneti ci sono persone di Roma, Lucca, Trapani, Trento, Cagliari e L'Aquila. L'accusa è di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Ingentissimo il materiale sequestrato, 1263 fra DVD e CD-ROM, 14 computer, 116 memorie esterne, 4 tablets, 8 notebooks, 7 chiavette USB e anche 13 vecchie cassette VHS. La reazione di chi ha ricevuto la visita degli agenti è stata di sorpresa solo all'inizio. La sorpresa c'è stata, però hanno immediatamente realizzato, nel momento in cui era la polizia delle comunicazioni che bussava alla loro porta, di che cosa si trattava. La pena per questo genere di reato va da 1 a 5 anni di reclusione, ma aumenta se si scopre che oltre alla diffusione c'è anche la produzione del materiale. File contenenti materiale illecito possono finire per errore nei computer di chi magari pensa di scaricare un video musicale o un film. Per questo le indagini sono molto delicate. La certezza di essere alle prese con un pedopornografo la dà la quantità. Avere migliaia di file immagazzinati e indici di colpevolezza. Diventa assolutamente difficile per loro andare a provare la casualità. Diverso è quando invece il materiale è assolutamente esiguo e quando avviene molto spesso i soggetti neanche se ne accorgono. I denunciati non avevano fini economici ma solo personali. Possiamo dire che si tratta di materiale detenuto, se vogliamo, per quello che è un uso personale.